Nella seconda giornata del 24° congresso nazionale AION comincia il congresso nazionale degli infermieri in oncologia, una parte importante e fondamentale della nostra società scientifica. Ne parliamo con Giovanni Micallo, responsabile del Working Group Infermieri, un convegno dentro il congresso. Giovanni. Sì, noi ci riallacciamo con il nostro congresso direttamente a quello che è l'hashtag del congresso nazionale AION, cioè oncologia e complessità. Parliamo di complessità nelle cure infermieristiche perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni soprattutto, ci sono state delle grosse trasformazioni, a cominciare dal cambiamento della curva demografica che ha spostato la popolazione italiana verso una fascia di età più anziana, alla trasformazione delle cure in oncologia, che ha trasformato la patologia oncologica in qualcosa di relativamente cronico rispetto a quanto accadeva in passato, e questa cambia completamente anche l'approccio da parte degli infermieri. Basti pensare all'evoluzione terapeutica di numerosi farmaci che dalla formulazione endovena sono passati alla formulazione sottocute, e questo cambia la modalità di gestione e cambia il paradigma completo di quello che dovrebbe essere poi, secondo noi infermieri, il sistema sanitario nazionale, che fino ad oggi è stato un sistema sanitario ospedale centrico e che invece deve sempre più spostarsi verso il territorio, garantendo ai pazienti che ne hanno bisogno, e fra questi soprattutto i pazienti oncologici, che sia il sistema ad andare verso i pazienti e non il contrario, perché in questo modo potremo anche cominciare a programmare quelli che sono i nostri interventi e rispondere in maniera più efficace alle domande e alle necessità dei pazienti stessi.